Grazie Presidente Bescacin e bentornato Presidente Zaia. La discussione di oggi parte da un dato di fatto. Nel periodo marzo-settembre 2020 in Veneto i morti per Covid sono stati 2.199, mentre da ottobre a marzo sono stati 8.282. Peggio del Veneto c'è la Lombardia, con oltre 13.000 morti, ma anche il doppio della popolazione della nostra regione. Ora, io credo, Presidente, che lei potrà comprendere che saremmo degli irresponsabili se non volessimo capire cos'è accaduto. Come mai in pochi mesi sono quadruplicati i morti, pur in presenza di condizioni certamente migliori rispetto alla prima ondata per approcci terapeutici, per disponibilità dei DPI, per organizzazione ospedaliera e territoriale. La discussione di oggi non è report, non è Crisanti, ma è una legittima preoccupazione che abbiamo, non avendo gli elementi su cui costruirci delle convinzioni. Per le ragioni che i miei colleghi hanno esplicitato prima, non ci sono risposte alle interrogazioni, i tecnici non le vediamo mai, neppure lei, Presidente, vediamo mai. E io penso che sia grave il fatto che lei, Presidente, oggi a questa domanda non abbia risposto, almeno per me, in maniera chiara. E a proposito di responsabilità o irresponsabilità, è francamente incomprensibile, a mio giudizio, che lei, Presidente, arrivi in quest'Aula soltanto oggi, perché noi le abbiamo chiesto di venire, a delle condizioni non condivise, parlando 4 ore, modello Corea, e discutendo per darci qualche minuto in più. Guardi, Presidente, su questo c'è una grande questione democratica. Io sono d'accordo con lei quando dice che non c'erano e non ci sono soluzioni certe per combattere il virus, per lei, per il Presidente del Consiglio, per il Ministro della Salute. E proprio per questo lei in questa fase, secondo me, avrebbe dovuto tornare qui, nel luogo dove la politica assume delle decisioni, per condividere una strategia insieme e non farci rimanere oggi col dubbio legittimo di chiedere cos'è successo in quei mesi. Quindi io penso che questo sia un atteggiamento sbagliato, frutto, secondo me, di un rapporto ambiguo che lei ha con la democrazia rappresentativa, con questo Consiglio, con la relazione con le apparizioni in televisione e forse anche in questa fase anche un grande segnale di debolezza politica. Perché lei sa, Presidente, che noi oggi non cerchiamo solo ed esclusivamente risposte tecniche, tantomeno siamo la redazione di Report, almeno io non ne faccio parte. Noi oggi avremmo voluto capire le responsabilità politiche di ciò che è accaduto, avremmo voluto affrontare le questioni che investono lei, Presidente, perché lei fin dall'inizio di questa pandemia, unico caso in tutto il Paese, si è deliberatamente assunto la paternità di ogni decisione, andando in televisione tutti i giorni a spiegare le ragioni. Allora lei da marzo 2020 è il padre della lotta al virus in Veneto e nel momento in cui qualcosa non va, lei deve dare risposte e rispondere politicamente. Poi naturalmente ci sono alcuni elementi di natura tecnica che vanno approfonditi. Certamente non può bastare la discussione di oggi, a mio giudizio. Ecco perché siamo convinti che sia necessaria una commissione d'inchiesta, perché le risposte che attendiamo anche tecniche sono importanti. Così come probabilmente ci sono profili di natura giudiziaria che saranno, e in parte sono già d'ufficio, si diceva, giusto consigliere Betti, aperti dalle procure su alcune affermazioni. Non lo deve dire a noi, lo abbiamo sempre fatto quando serve. Peraltro l'unico soggetto qua rappresentato che ha presentato atti in procura è Azienda Zero, quindi guardi, si figuri, non è quello il piano su cui vogliamo portare la discussione. Ma il nodo sono le responsabilità politiche, quelle di chi ha deciso, di chi ha voluto proseguire, a mio giudizio, lungo un tracciato che già sapevamo ci avrebbe condotti allo schianto, e quelle di chi anche oggi cerca di evitare lo scontro e il confronto e anche le critiche. Perché guardi, Presidente, invece io penso che in politica i processi si facciano, si fanno e come. Il suo capo politico Matteo Salvini ha messo sotto processo il ministro Speranza per 1 anno intero.
processi politici si fanno e soprattutto, Presidente, per un Presidente forte, i processi politici si accettano a viso aperto, senza bisogno di schierare l'armata pesante, no? E io penso che su questo non ci sono tecnici, dirigenti, consiglieri di maggioranza che le risparmieranno questo tipo di critica e di discussione politica. Ecco, vede, Presidente Zaia, questo glielo dico perché io sono convinta che le cose avrebbero potuto andare diversamente. Già a fine ottobre erano evidenti alcuni segnali allarmanti in Veneto che indicavano una diffusione esponenziale e fuori controllo del virus, a partire dai dati sui contagi e sui ricoveri. Io credo che aver ignorato quei segnali è una grave responsabilità. Così come ha ignorato gli appelli che le sono stati rivolti da scienziati, operatori sanitari, sindacati, ordine dei medici, cittadini e anche noi qui in questo Consiglio regionale, quando è apparso in monitor a dicembre, dove non le abbiamo fatto un processo, però le abbiamo chiesto, Presidente, ci pensi, approfondisca, perché i morti iniziano ad essere troppi e lei quegli appelli li ha ignorati deliberatamente. Il 9 dicembre, mentre l'Istituto Superiore di Sanità emanava il proprio aggiornamento nazionale sulla pandemia, nel quale peraltro allertava sulla pericolosità del virus e raccomandava l'importanza dell'uso appropriato degli strumenti diagnostici e di screening, e in quell'aggiornamento il Veneto risultava già la prima regione in Italia per numero di positivi, lei ha avuto il coraggio di rispondere: non è vero che il Veneto ha più positivi, è solo che facciamo più tamponi. E noi a dicembre le abbiamo detto: Presidente, guardi che quella è una spiegazione che non regge, perché con più positivi ci saranno più ricoveri e con più ricoveri ci saranno più morti e non importa se muoiono in una terapia intensiva attiva o attivabile, muoiono. E io penso che questo sia stato sbagliato, sia stato un errore. E quindi l'aver voluto continuare contro ogni evidenza, nonostante questi numeri, a comunicare questa tesi che il problema anzi era che eravamo tanto virtuosi perché facevamo tanti tamponi e non vedevamo con preoccupazione quella curva che saliva, è una responsabilità politica di chi quelle decisioni le ha assunto. Così come c'è la responsabilità politica di aver pervicacemente voluto mantenere il Veneto in zona gialla da fine ottobre fino sostanzialmente alle chiusure natalizie, nonostante tutto suggerisse il contrario. E io penso che sia poco rispettoso oggi dire ai veneti che in quei mesi durissimi sia andato tutto bene, che il virus non si conosce, è inspiegabile, è la fortuna o la sfortuna. Guardi, Presidente, può anche essere così, ma lei capirà che non è una giustificazione per i parenti dei 2000 morti che non tornano nel conto. E non regge quella scelta di utilizzare come parametro di riferimento il posto di letto di terapia intensiva per far vedere che ne abbiamo tanti, che però si riempivano, però non facevano scattare l'allert. Non regge neanche la scelta, secondo me, di utilizzare i tamponi rapidi, non perché non siano efficaci. Io lo studio di Crisanti non l'ho letto, non saprei neanche leggere, non sono uno scienziato, ma perché dentro le RSA, dentro gli ospedali, tra gli operatori sanitari, il falso negativo era un morto, era un contagio. Allora le abbiamo chiesto a dicembre, non perché siamo scienziati o perché Crisanti ha ragione, le abbiamo chiesto prestiamo più attenzione perché un contagiato che scappa in una RSA dentro un contesto di fragilità fa danni. E le avevamo chiesto ripensiamo a questa scelta. Così come non è vero, Presidente, che dentro l'RSA è andato tutto bene. E non è neanche vero che sono enti gestiti da soggetti altri. Ci sono 30.000 veneti dentro l'RSA, che in molti casi non hanno ricevuto le cure che il Sistema Sanitario Nazionale, presidio di democrazia, avrebbe dovuto loro offrire. Ecco, io credo, e vado a chiudere, signor Presidente, che la sua volontà di stare in zona gialla ha due matrici. La prima è legata esclusivamente all'ossessione per apparire capaci di governare un fenomeno ingovernabile, come era avvenuto nella prima ondata. La seconda invece credo che sia di natura ideologica, quella che condivide con il segretario nazionale della Lega, Matteo Salvini, e cioè che la salvaguardia dell'indotto economico viene per prima anche di fronte ad un'emergenza sanitaria.
E io credo che questa sia la parte più grave ed è anche la differenza forse più profonda tra noi e voi, per usare un modo di dire che le piace. Io credo che... Ha concluso, Sì, consigliere, il suo intervento. concludo, Presidente. Le chiedo un po' di pazienza dopo tante ore che aspettiamo e confido nella sua generosità. No, non troppo. Io credo che lei ha volutamente creato una narrazione in cui il nemico erano le regole e non il virus, in cui il governo cattivo obbligava a chiudere e lei avrebbe voluto riaprire. Le do un consiglio non richiesto, se posso permettermi. Non perda di vista l'obiettivo. L'obiettivo non è report, l'obiettivo non è Crisanti, lo dico anche ai suoi tecnici che oggi hanno svolto il Consigliere, tema. la invito a chiudere. L'obiettivo è la salute dei veneti e l'onestà politica con la Grazie. quale proviamo a dare loro delle risposte. Consigliere